Babbo? Sta arrivando. Perché? Perché va? Dai, dai! Bravo, dai, dai! Questo lì, guarda Tommy, guarda Tommy! Tommy, dai Tommy! Dai che buona quella, dai! Dai Tommy, pressa, pressa! Andiamo su, dai! Dai, su, era questa battezzata. Dai Tommy, dai Tommy! Dai Tommy, dai! Grande! Bravo Franci! Aspetta un secondo! Bravo qua! Bravissimo! Eccomi largo! Dai che buona, dai! Dai Mattia, dai! Dai Matti! Dai, dai! Via quel pallone! Dai, dai! Vai Diego, vai! In largo Tommy, dai! Ma che abbiamo il Pelé?
Tommy, vieni. Vieni che c'è lì, vieni. Alzati, rialzati. Bene, dai. Su, così. Dai, animo! Thomas, dai. Dai, che c'è dall'altra parte. Vai ancora, Tommy. Vai, Tommy, vai, Tommy. Apritevi, apritevi. E dammi 4 lì, Dai. Uomo! Uomo! Dai Paolo. Dai che c'è, buttagliela. Vai dietro. Dai, Tommy, che non è niente. Dai qui. Dai. Ecco su, Tommy. Fatevi vedere, dai. Avanti. Buttala su, buttala su.
Diego! Ehi Tommy! Allargati Tommy! Dai Tommy! Bravo Gian. Vai Teo! Buona, vai, che buona! Vai largo!
fascia. Diego, muovi, fatti vedere. Fascia, sulla fascia. Subito su. Dai, che buono, dai. Dai qui. Non sempre in anticipo,
dai, dai! Bravo Cri!
Dai Cristian, Dai Cri, parti che c'è! Aspetta, Cristian, aspetta, non cercare sempre di anticipare. Dai che gliela porti via. Mister Paolo Magnani al termine della partita dominata dai nostri ragazzi, ricordiamo 4-0, contento della prova dei ragazzi? Diciamo contento a metà, nel senso che in primo tempo sotto le aspettative, peccato per l'infortunio a Biondini, non ci voleva, probabilmente si era rotto il polso. Aia. E quindi diciamo questa è la nota stonata. Per quanto riguarda secondo me comunque i ragazzi hanno attaccato, hanno trovato di fronte un gran portiere questa sera. Sì, diciamo che abbiamo messo anche del nostro tirare centrali, però sì, sicuramente non era, se era un altro portiere era... Pericoli corsi praticamente zero. Pericoli corsi zero e secondo tempo meglio, forse col fatto che gli avversari avevano pochi cambi ed erano più stanchi, abbiamo un attimo sfruttato questa cosa e quindi ci siamo espressi meglio e quindi dai, il risultato finale è positivo, il turno è già passato, speriamo di arrivare il più là possibile, vedremo strada facendo. Ho ambizione di arrivare fino alla finale del 12? L'obiettivo è quello di arrivare nelle prime 4 del torneo, appunto nel girone finale del 12 maggio, quindi speriamo bene e speriamo di continuare il nostro percorso. Complimenti allora al mister e ai ragazzi, Grazie, alla prossima. a loro.